Una ricerca fatta 10 anni fa circa con lo storico Alvise Zorzi di Venezia, mi ero accorto, proprio fornendo delle immagini per il suo libro, che molte monete di Venezia avevano delle immagini religiose. La cosa è sembrata strana perché in una repubblica considerata da molti laica, trovare delle impronte su un organo, cioè uno strumento dello Stato, quale può essere la moneta, un'immagine religiosa, mi ha fatto nascere la domanda perché. E da qui è nata anche questa mia ricerca, che è durata diverso tempo, e sono arrivato alla conclusione che in effetti la Repubblica ha fatto sempre affidamento alla parte celeste o alla parte spirituale del nostro essere, cioè praticamente la spiritualità e la religione. Vi faccio un esempio: una moneta del 1700, per esempio, riporta l'immagine, quella che poi ho posto sulla copertina del libro, l'immagine della veduta di Venezia a volo d'uccello con un angelo che indica l'alto, cioè l'onnipotente, e sopra c'è scritto sopra la leggenda Deo ducta duce, cioè condotta sotto la guida di Dio. Un altro esempio vicino a noi adesso è che la settimana scorsa il Patriarca di Venezia, Moraglia, assieme al Sindaco Brugnaro, hanno inaugurato il ponte votivo che porta alla Madonna della Salute, ricordando l'evento accaduto nel 1631. Ebbene, Venezia nel 1731, nel centenario, coniò un'altra moneta, un'osella, con l'immagine della Madonna che è circondata, anche questa da una leggenda molto particolare, Adba ipsa salus, cioè dalla stessa la salute. Questo vuol dire che certamente la parte, diciamo, spirituale della popolazione veneta, accolta dal governo di allora, non più laico, ma certamente convinto di quello che era la religione e della fede della comunità cristiana di Venezia.